Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, cucinando per caso e per passione. Oggi una ricetta delle feste. Vi lascio come al solito e come ormai sapete agli ingredienti e poi alla preparazione. Per la frolla della nostra pastiera con stampo da centimetri 28 ci serviranno 500 g di farina 00 setacciata, 200 g di strutto, in alternativa 100 g di strutto e 100 g di burro, 180 g di zucchero semolato, un uovo intero, la buccia di un limone grattugiato non trattato, mezza bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Per la farcia della nostra pastiera ci serviranno 400 g di grano cotto, 100 g di latte intero, 30 g di burro, 60 g di arancia e cedro canditi a pezzetti, 700 g di ricotta vaccina, 400 g di zucchero semolato, 5 uova intere e 3 tuorli, la buccia di mezza arancia grattugiata, la buccia di mezzo limone grattugiato, mezza fialetta di fiori d'arancia, meno di mezzo cucchiaino di cannella, un quarto di bacca di vaniglia o in alternativa una bustina di vanillina. Inglobiamo il nostro burro o lo strutto burro e strutto molto freddi a pezzetti, in modo che la nostra frolla quando lo lavoriamo non si scaldi troppo. Noi stiamo facendo questo lavoro di sminuzzamento, di polverizzazione del burro. Stiamo sabbiando perché così la nostra maglia glutinica non si sviluppa, quindi e questo è molto importante, perché la nostra pasta frolla deve rimanere comunque così come la mettiamo, non deve avere bolle, non deve avere... i tuorli, le uova, cominciamo a incorporarli e mettiamo anche il nostro zucchero. Io già ho messo anche la vaniglia. Alla volta il nostro pizzichino di sale, che non deve mai mancare. Poi una volta che abbiamo amalgamato tutto passeremo sulla spianatoia e sapete, non bisogna lavorare molto la nostra pasta frolla. Adesso ci facciamo la nostra grattatina di limone che io ho lavato ovviamente. Mettiamocelo, tu ce lo mettiamo sulla nostra spianatoia piano piano, mi raccomando. Adesso le mettiamo in una pellicola e li mettiamo in frigorifero, perché sapete che la pasta frolla deve essere bella fredda per lavorarla, però per facilitare l'operazione adesso la appiattiremo già un poco. Io vedete l'ho avvolta in carta pellicola e adesso la metto così in frigorifero. Le metto in frigo e le faccio stare almeno un'ora, un'ora e mezza, insomma si deve indurire la pasta. Più sta meglio è. Quindi anche se le fate la sera per il giorno dopo va benissimo, o la mattina per la sera va benissimo. Mettiamo nel grano il latte, il burro, le bucce degli agrumi. Fare anche il giorno prima, perché il nostro grano deve diventare freddo. Io metto anche un pizzichino proprio di sale, ma proprio, ecco qui, così. E adesso lo mettiamo a fuoco moderato fino a quando non avrà assorbito tutto il latte, e poi spegneremo, facciamo intiepidire, lo passiamo e lo facciamo diventare freddo, quindi ci servirà anche un passaverdure. Copriamolo e mettiamolo a fuoco basso. Ogni tanto giratelo, perché vi ho detto tende ad attaccare, quindi è importante che voi ogni tanto aprite e controllate. Io ho passato col passaverdure il mio grano e vedete, adesso lo faccio finire di raffreddare e poi lo possiamo unire alla nostra ricotta con lo zucchero e le uova. Io sto sbattendo il nostro zucchero con la ricotta. Io sto usando un frullino. Se voi non
Ben montata la ricotta, incominciamo ad aggiungere le nostre uova. Ricordate, sono 5 uova intere più 3 tuorli. Ora cominciamo a sbattere questo. Uniamo la cannella, la vaniglia e i canditi. Ecco qui. Poi dopo tanto si può aggiustare. Poi ci mettiamo la nostra essenza di millefiori. Adesso possiamo girare anche a mano tranquillamente. Tanto il frullatore ha fatto il suo lavoro rendendo tutto cremoso. E adesso ci mettiamo il nostro grano, quello che abbiamo passato, vi ricordate? Ecco qui. C'è anche chi lo mette intero, chi mette metà intero e metà passato. A me sentire quelle buccette non piace molto, però se proprio volete potete metterne un cucchiaio non passato. Ricordiamoci anche di unire la nostra mezza buccia di limone e di arancio grattugiati. Tutte e due chiaramente, sia arancio che limone, preferibilmente non trattati. Io sto stendendo la frolla su un foglio di carta, questa qui da forno, e l'ho fatta più o meno della grandezza della teglia che io userò. Io in questo caso userò una teglia con cerniera e l'ho foderata con carta forno, poi vi farò vedere, almeno nella parte inferiore. Adesso dobbiamo fare lo spessore di circa mezzo centimetro. Per vedere la teglia, vedete, io l'ho foderata in questo modo. E adesso prendo la mia pasta frolla e la incomincio a sistemare. Chiaramente l'ho rigirata. Ora con la rondella facciamoci l'altezza che più ci piace. Io non la faccio bassissima, insomma la faccio normale. Ecco qua, ci leviamo dobbiamo farla piena quasi fino al bordo, perché poi chiaramente tenderà ad asciugarsi e quindi diminuirà. Devo farvi vedere come taglio le strisce. Vedete, io metto il mattarello così e incomincio a tagliare. Lo faccio come mi facesse da misura, praticamente così, così e così. E adesso ce le posizioniamo. Io ho finito di mettere le strisce sulla mia pastiera, le ho messe, vedete, prima in modo obliquo e poi in questo senso, in modo da creare un rombo fra diciamo uno spazio e l'altro. Inforniamo a 180 gradi, forno caldo, per circa 60 minuti. Noi quando abbiamo messo la carta forno, la base l'abbiamo imburratela sempre, quindi mettete il burro e poi mettete la carta forno sopra, in modo che la nostra frolla si possa cucinare in modo perfetto. La nostra pastiera è pronta, la lasciamo raffreddare bene e poi la sforniamo. Se l'abbiamo fatta invece nella teglia classica da pastiera, lasciamola dentro e se volete potete spolverizzarla con dello zucchero a velo.